L'atrio della sede di Sora del corso di laurea in infermieristica di Tor Vergata è stato intitolato alla memoria di Biagio Pace Orsocani, il giovane 25enne di Messina che lo scorso 20 febbraio ha perso la vita in un incidente stradale nella città di Sora. È davvero un giorno estremamente importante per noi perché appunto onoriamo un nostro collega e è stata un'iniziativa voluta da tutti. Inizialmente non sapevamo se far partire il tutto proprio perché ci sentivamo malinconici, ma poi abbiamo pensato che portare sul petto di una maglia da gioco il suo nome e cognome avrebbe potuto renderci ancora più lieti giorni di giocate di calcio, ecco. Mi sembra da parte loro veramente un atto molto generoso. Era uno studente del primo anno di corso della sede di Ceccano e sia l'Ateneo che la facoltà, soprattutto la facoltà di medicina, hanno voluto dedicare anche dei momenti in ricordo purtroppo di 4 studenti che quest'anno da noi sono scomparsi per incidente stradale e abbiamo voluto iniziare anche da quest'anno insieme anche agli studenti del corso di laurea in medicina un'attività di sensibilizzazione del pericolo stradale per gli studenti e forse questa è stata l'occasione per farlo. Credo che gli studenti di questa sede abbiano messo tutto il loro impegno ed entusiasmo per rendere, come dire, una giornata dedicata a uno di loro e che in questo momento poteva essere con loro e avrebbe potuto fra 3 anni lavorare con loro e anche per noi. I compagni di corso di laurea Francesco Biagini ed il dottor Jacopo Bettini hanno voluto ricordare Biagio organizzando il torneo di calcio a 5 University Nursing Cup, primo Memorial Biagio Pace, e dedicandogli l'atrio della palazzina universitaria. A tagliare il nastro e scoprire l'opera realizzata dall'artista Alessio Reali sono state le cugine di Biagio, Maria e Valentina Fragapani. L'opera, voluta dagli studenti del corso di laurea in infermieristica di Sora e Ceccano, è stata benedetta dal cappellano dell'ospedale Santissima Trinità, padre Salvatore Crino, che ha definito Biagio l'angelo dei reparti. Una cerimonia commovente e molto sentita dai giovani universitari che hanno partecipato numerosi per trasmettere un messaggio di vicinanza ai familiari di Biagio e a tutta la comunità. Noi ringraziamo tutti e diciamo che il dolore è ancora tanto grande, però li ringraziamo immensamente a nome nostro e della nostra famiglia. Ringraziamo i ragazzi, sono stati veramente straordinari. Grazie, grazie di cuore per tutto quello che avete fatto e che fate per Biagio, grazie. Nell'aula magna Luca Polzinelli si è tenuta anche la cerimonia di premiazione del torneo, a cui hanno portato i saluti la professoressa Rosaria Alvaro, presidente del corso di laurea in infermieristica di Tor Vergata, la dottoressa Lorena Martini, dirigente delle professioni sanitarie dell'ASL di Frosinone, il dottor Massimo Menichini, direttore sanitario del Polo Santissima Trinità, il dottor Gaetano Frisoni, presidente del CIVES di Frosinone, il dottor Vinci Guerra, presidente dell'ADO, ed il dottor Di Bartolomeo, fondatore del torneo nazionale degli infermieri di calcio a 5 Night and Goal. I giovani alunni del corso di laurea sono stati sostenuti nell'organizzazione dell'iniziativa dal dottor Gennaro Scialò e dalla dottoressa Loreana Macale, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Frosinone e direttore e vice direttore della sede. A ricevere il premio Biagio Pace Giuseppe Valenti, profondamente commosso, che ha ricevuto il riconoscimento dai familiari di Biagio. Per la categoria femminile, la prima classificata del torneo, la squadra della S Matiche. Per la categoria maschile, prima classificata del torneo, la squadra del Real SPDC.